Bene, dopo un anno di bici finalmente ho raggiunto un livello di allenamento che mi permette di pedalare in salita e nel contempo vloggare. In realtà non è vero, oggi mezzo particolare per un giretto. Mi sono lasciato ingolosire dalle e-bike, ho deciso di noleggiarne una e fare una prova. Provare, diversi miei amici mi avevano già detto una volta devi provarla, ci si diverte un casino. E quindi oggi va così. Finora ho fatto praticamente pianura. La bici, le bike l'ho noleggiata da Bionic Bike di Povoletto. Stamattina sono andato lì, ho trovato la bici pronta, sono partito, ho fatto praticamente adesso 10 km in pianura. Adesso sto affrontando la salita di Canebola, quella che ho fatto diverse volte con la gravel. Oggi probabilmente farò un tempone che non riuscirò mai più a battere, anche se a dire la verità vado su con l'aiuto 1 adesso, quindi cerco comunque di pedalare perché voglio farmi almeno un'ottantina di chilometri con circa un 2000 metri di dislivello. Sono arrivato ai prati di Sant'Anna, Bocchetta di Sant'Anna, finora ho fatto asfalto, adesso salirò sul Monte Ioannaz attraverso il sentiero CAI, quindi sfrutterò un po' il motorino dell'e-bike. Fino a qui sono salito con potenza 1, ogni tanto 2, ho fatto una prova con 5, praticamente è come avere un motorino, si pedala normalmente e si sale a 25 all'ora, una cosa assurda, forse anche con poco senso, però insomma chi non ha allenamento va su lo stesso, sale a Canebola senza problemi. Per i più tecnici la bici è una Fenix Energy, penso 2.2 credo, il modello non lo so di preciso ma io ho trovato quello su internet, ha un motore Oli con una batteria da 720 watt. Vabbè, poi questa monta a Forcella RockShox da 150 mi pare, è bici full, è una bici ha una geometria da enduro, cambio SRAM. Insomma, ho parlato con Christian lì di Bionic Bike, mi ha detto secondo che questo modello qui la batteria dovrebbe durare, è progettata insomma per giri da circa un centinaio di chilometri con un 2000 metri di dislivello. Oggi circa la mia idea è quella, quindi vediamo alla fine quanta batteria mi rimane o se mi tocca pedalare veramente per tornare in negozio. Allora, il sentiero me lo ricordavo diverso, in realtà ci sono un sacco di radici e scalini, purtroppo ha piovuto, è molto umido e la bici non arriva a salire, la ruota dietro in queste condizioni, c'è tutto sto fanghiccio e slitta un sacco, per cui niente da fare, torno giù al Prati di Sant'Antonio e poi da lì prendo la strada per andare sullo Ioannaz. Sono arrivato sul Monte Ioannaz, che sarà anche la cima più alta che raggiungerò oggi. Forse vado dopo, vediamo, sono un po' tardi, vediamo se riesco. Qui dietro di me c'è una piccola elevazione prima del Monte Mia, che non mi ricordo come si chiama, c'è una strada forestale che ci sale, forse salgo anche lì. E nonostante la giornata sia così uggiosa, in realtà sono nuvole alte e l'atmosfera è abbastanza pulita e c'è un bellissimo panorama praticamente a 360 gradi, partendo da qua sulle valli del Natisone e i monti sloveni. Poi qua dietro qua c'è una panchina nuova rispetto all'ultima volta, e poi c'è il Matajur, il Monte Nero là dietro, il Triglav laggiù, la puntina con un po' di neve, e dopo ci sono vabbè, le montagne slovene, gli Jalovek, per arrivare al Canin con lo Stol qua davanti in primo piano. Dopo di là tutte le prealpi Giulie, Chiampon Quarnan in fondo, prealpi Carniche. Da qua sì, si vede, penso che si veda una punta delle tre cime, e poi laggiù quelle non so cosa siano, si vedrà di sicuro anche l'Antelao che è qua dietro, e poi c'è tutta la pianura qui con il golfo di Trieste che si vede benissimo, Monfalcone, tutta la punta verso la Slovenia. Si vede davvero oggi veramente giornatona, ogni tanto il sole poi riflette qui sul mare,
davvero bellissimo. Adesso sto notando che, vabbè, qui con la camera non si vedrà, ma qui all'orizzonte, diciamo tra questi alberi e questi, si vedono delle elevazioni che probabilmente sono i colli di quelli di Padova, i colli Euganei, credo siano quelli. Quindi bellissimo panorama nonostante la giornata un po' così. Adesso riattacco il motorino e vado verso il Cragruenza. Bene, sono arrivato su una piccola elevazione dietro il Monte Ioannaz, che è questo qua, e in questa zona ci sono altre opere del Vallo Littorio. Adesso sono sopra un bunker, eccolo qua, si vede la cordonata qui in calcestruzzo, e lì probabilmente c'è l'ingresso. E questo è uno dei bunker. Qui su tutta la cresta ci sono queste fortificazioni, non del Vallo Littorio, scusa, dopo le fortificazioni quelle legate alla guerra fredda. Grazie alla bici sono riuscito ad arrivare fino al castagno di Pegliano. Ero già passato da queste parti, però non ero mai salito fino al castagno, che è questo qui, dietro alle mie spalle. Età stimata più di 300 anni, circonferenza del tronco a petto d'uomo 9 metri. Penso sia l'albero più vecchio qua in regione. È veramente fighissimo, è una roba impressionante. Questa zona, come anche le valli del Natisone, erano ricche di castagni perché, non per l'alimentazione umana ma per quell'animale. Quindi moltissimi di questi boschi erano gestiti quasi solo a castagno per appunto dar da mangiare agli animali. Poi purtroppo con l'abbandono dell'agricoltura e della montagna in generale i boschi sono stati abbandonati e sono nate altre essenze. Il castagno purtroppo è in drastica riduzione, però insomma questo resiste ancora. Ho appena superato Monte Fosca, la mia idea era di salire fino sul Monte Vogu, da cui parte la forestale, che ci sale. Non ci sono mai stato, ero curioso di andarci, però ho calcolato male i tempi, sono già le 3 e devo ancora scendere alle Fracadizze e poi risalire verso Subit o Canebola. Deciderò adesso quando arrivo sotto. Non ho le luci quindi devo essere giù in pianura per le 4 al massimo, perché poi viene buio e così almeno l'ultimo pezzo poi me lo faccio magari per i campi. Però sì, ho calcolato male i tempi. Adesso mi metto sul gilettin, faccio la discesa, poi vediamo se faccio forestale o asfalto. Bene, sono quasi a Povoletto, sono rientrato, mi è rimasto ben il 15% di batteria e il giro l'ho accorciato, quindi probabilmente se fossi salito sul Monte Vogu forse avrei quasi scaricato del tutto. È chiaro che una volta che ho annullato il Vogu ho iniziato a usare la batteria a pieno, perché cioè effettivamente è una figata essere su strade sterrate in salita e andare su a 20, 21, 22 all'ora. Volendo correre si va su tranquillamente fino a 26, però ovviamente dopo il motore stacca. Alla fine il giro verrà circa sui 70 km, qualcosina in più, e il dislivello sarò probabilmente un po' meno dei 2000 metri che avevo
ipotizzato con la traccia. Ho fatto tutto il giro senza grossi problemi, all'inizio anche usavo poco, usavo solo l'1. Ho fatto un giro tranquillo, le gambe stanno bene, non ho avuto alcun problema, probabilmente potrei continuare a pedalare, quindi effettivamente sì, l'aiuto c'è ed è molto. Chi è allenato può iniziare a fare dei giri belli lunghi. Il giro di oggi probabilmente l'avrei portato a termine anche con la mia mountain bike, però ci avrei messo molto più tempo, e una cosa che ho fatto oggi è stata fermarmi molto di più per fare foto, guardare i panorami, cosa che ti porta via del tempo, che però dopo si può recuperare grazie al mezzo, alla bici. Perché oggi veramente tutte le salite le ho fatte tutte sopra i 10 km orari, anche quando tenevo l'aiuto il più basso possibile. Quindi si riesce a fare molta più strada nello stesso tempo, e questo è un vantaggio per appunto farsi dei giri in tutta tranquillità. Poi secondo me le bike mi piacciono come idea, perché avvicinano persone senza allenamento a chilometraggi importanti, perché senza tirare il collo alla bici, alla batteria, con una cinquantina di chilometri si fanno senza problemi, con anche un bel po' di dislivello, 1000 metri. Mentre io oggi mi sono fatto quasi 2000 metri di dislivello, che sì, la gamba per farli ce li ho, però il giorno dopo poi sto male, domani probabilmente non avrò grosse ripercussioni. Va bene, allora io sono arrivato adesso, la bici, ti ricordo, l'ho noleggiata da Bionic Bike di Christian, che è a Povoletto. Eventualmente ti lascio sotto il suo sito se vuoi fare una prova anche tu. Lui vende e noleggia e fa assistenza solo su e-bike. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto, che la mia opinione sulle bike ti sia piaciuta, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!